Neres sarà in Italia domenica. Napoli-Benfica, principio dell'accordo, numeri e dettagli. Ciao carissimi tifosi del Napoli, veniamo alle novità del nostro club del cuore, ma prima lasciate un like al nostro video e iscrivetevi al canale per non perdere nessuna novità. Andiamo al video, forza Napoli sempre. Ci siamo, il Napoli ora ha per le mani David Neres. Dopo quanto riportato da Sky Sport, arrivano altre conferme. Senza il benestare del Chelsea per Lukaku, il club partenopeo ha ceduto il prezzo ad un altro attaccante, in attesa di definire la situazione di Osimhen. Domenica è previsto anche l'arrivo del brasiliano dal Benfica e lunedì si svolgeranno le visite mediche. Lo scrivono gli esperti di mercato internazionale Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Napoli e Benfica hanno già raggiunto un principio d'intesa. Serve il via libera definitivo del club portoghese sulle modalità di pagamento. L'operazione è stata chiusa per un valore poco inferiore ai 30 milioni di euro bonus compresi. Il giocatore, che ha già un accordo da tempo con il Napoli, sarà escluso anche dalla seconda partita del Benfica, in partenza per l'Italia. Calciomercato Napoli, Nathan ufficialmente in prestito al Betis Siviglia. Il Napoli, in questi minuti, ha infatti annunciato il trasferimento di Nathan in prestito al Betis Siviglia. Il difensore centrale brasiliano lascia quindi la maglia azzurra ad appena un anno dal suo arrivo per 10 milioni di euro più bonus dall'RB Brigantino. Su di lui c'erano tante aspettative, visto che è stato acquistato per sostituire Kim Min-jae, ma è stato anche vittima dei disastri dello scorso anno in casa del club partenopeo. Nathan, almeno inizialmente, non è stato scelto da Rudy Garcia, poi si è infortunato quando è diventato titolare. Il difensore brasiliano è letteralmente scomparso dai radar dell'11 titolare insieme a Walter Mazzarri e Francesco Calzone. Il giocatore ovviamente ha anche qualche difetto per non essere riuscito a imporsi in maglia azzurra, ma l'anno scorso sarebbe stato difficile per lui, forse anche per lo stesso Kim Min-jae. Il Betis Siviglia, infatti, potrebbe essere una grande opportunità per Nathan per diventare proprietario di una delle squadre più importanti della Liga e prendere il suo posto al Napoli. Il club spagnolo, infatti, ha ceduto il giocatore in prestito con diritto di riscatto, che potrà essere ottenuto solo a determinate condizioni. Con la cessione di Nathan, dunque, si libera un posto nella lista del Napoli. Quest'ultimo, infatti, è molto attivo anche nel mercato dei trasferimenti in entrata. Basti pensare che il DS napoletano Giovanni Manna sta provando a chiudere 3 mosse, da Billy Gilmour, passando per David Neres, a Romelu Lukaku. Qual è la tua opinione sui tifosi del Napoli? Neres è un buon nome per il Napoli oppure no? E secondo voi il Napoli ha fatto bene a trattare Nathan? Lasciate il vostro mi piace al video e iscrivetevi sempre al canale Forza Napoli.